Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille, immancabili compagne ormai da una vita e penso anche compagne degli affezionati del canale da anni. Bene, allora oggi è lunedì 7 febbraio, ci siamo già lasciati gennaio alle spalle, eppure sembra ieri che festeggiavamo tutti speranzosi per questo 2022. Che dirvi, come state, come vi sentite? Però prima di cominciare cominciamo col dire le solite cose che però sono importanti. Queste le dico ogni volta prima di cominciare e anche per quelli che ancora non conoscono il canale. Dunque mi presento, mi chiamo Hildegarda, mi occupo di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Buonasera Pierluca. Questo canale, al di là delle dirette, comunque potrete insomma trovare su questo canale moltissimo materiale di queste discipline di cui mi occupo, dunque andate a sbirciare nelle varie playlist, se siete curiosi di queste cose, se vi piacciono, se avete desiderio di migliorare in qualche modo la vostra vita, troverete insomma molto materiale gratuito a disposizione. Ho spiegato moltissime cose, non solo su questo canale, ma anche nei gruppi dove siamo presenti, il Marietto Veneziano e la sottoscritta, i gruppi di Facebook, i Casti Sacerdotali e il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Questi sono prevalentemente, cioè sono gestiti esclusivamente da noi e comunque collaboriamo anche con altri gruppi che hanno accolto la nostra presenza. Siamo comunque online anche tramite il sito www.ilcapitano.altervista.org. Da questo sito divulghiamo e distribuiamo gratuitamente la radionica ormai dal 2015. I circuiti radionici, per quanti non li conoscessero, lavorano con le onde di forma per condizionare insomma i corpi sottili delle persone e contribuire in qualche modo al miglioramento della vita delle persone. Dunque troverete questi e tanti altri materiali a disposizione sul sito. Ci occupiamo comunque non solo di questo, ma appunto anche di riequilibri radiestesici, protocolli appunto di riequilibrio, in particolare il venerdì ci occupiamo di questo, della normalizzazione post vaccinazione, ma non solo, anche di ritualistica, di sigilli, di astrologia. Dunque trovate sicuramente qualcosa che possa tornarvi utile, o se avete bisogno insomma anche di una protezione, un talismano da portare sempre con voi, anche questo bellissimo ciondolo che vedete in sovraimpressione. Dunque visitate il sito, che troverete insomma poi tutte le specifiche anche di costi e quant'altro. Allora, bene, vi ricordo anche, soprattutto per coloro che ci raggiungono dai gruppi Facebook, che dovrete autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti, così che potremo leggervi in diretta e rispondere alle vostre domande. Quindi, per quanti ancora non lo avessero fatto, prima di entrare nella diretta dovrete cliccare su streamyard.com/Facebook, che è il link in azzurro che trovate proprio sopra la finestra da cui trasmetto. Cliccando questo vi si apre una seconda pagina con un link azzurro per l'ulteriore e definitiva conferma che date a StreamYard per accedere insomma ai vostri commenti e alla pubblicazione dei vostri dati. Dunque, fatto questo passaggio una volta sola, non sarà più necessario farlo in seguito. Dunque questo è quanto. Poi potrete partecipare insomma alla diretta anche in occasioni future. Bene, la domanda. Come porre la domanda alle Sibille? È necessario mettere il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro. Cosa intendo quando dico una domanda formulata in modo chiaro? Intendo che diate non solo un argomento in particolare, troverò l'amore, è molto generico, dovete anche indicare per esempio se siete single, oppure se nelle questioni di cuore, che generalmente sono le più gettonate, se la persona che state frequentando è libera oppure è sposata, cioè date delle specifiche, se siete separati, più informazioni date,
e più riusciamo a darvi soddisfazione, perché è vero che siamo qui per passare mezz'ora di tempo insieme, ma nemmeno vogliamo fare, quelle cose che lasciano il tempo che trovano, cioè, tanto per dare per fare un po' di spettacolo, no, avete quest'opportunità, sfruttatela come si deve e portate, come dire, il dovuto rispetto a qualcuno che si presta appunto, con l'intento di farsi conoscere, ma anche di darvi una risposta. Dunque, indicate sempre le cose in modo chiaro, e se la domanda riguarda un'altra persona, mi raccomando dovete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Poi, per quanto riguarda la domanda, in generale l'ordine con cui rispondiamo alle domande, questo è deciso dalla regia, al di là del fatto che non è che mi sto lavando le mani, ma quasi, no, scherzi a parte, è importante che comprendiate che questo è uno spazio che cerchiamo di dedicare a tutti, dunque se vi piace naturalmente siamo benissimo contenti di accogliervi e di darvi questa opportunità. Se non siete d'accordo perché il vostro intendimento è venire qua ogni volta a fare una domanda diversa e così in poche parole vi siete fatti un consultorate, non è quello che intendiamo noi, dunque non siamo disponibili a questo. Allora, qui c'è un Facebook user che si deve essere aggiunto dopo il mio pippone sull'autorizzazione dei dati StreamYard. Allora, mi raccomando, se sei ancora lì dopo che hai salutato, resta lì, ti spiego cosa devi fare, altrimenti come vedi tu che mi scrivi da Facebook sai chi sei e su Facebook il commento è pubblicato con il tuo nickname o col tuo nome, ma qui su questa piattaforma non vediamo e dunque questo è il risultato. Allora abbiamo bisogno che tu e chi come te arriva da Facebook clicchi su sopra questa finestra il link www.streamyard.com/facebook, che è il link che trovate quando nel gruppo vi compare appunto il post di questa diretta. Una volta che avete cliccato su questo link si apre una successiva finestra dove dovrete dare l'ennesima ultima conferma di autorizzazione a StreamYard. Dopodiché potete partecipare alla diretta e se scrivete appunto vediamo anche chi siete, vi possiamo salutare. Comunque buonasera Facebook user anche a te. Allora, Marietto, questa sera le domande sono poche, non importa, non ci scoraggiamo, chi vuole sa dove trovarci, chi non vuole pazienza uguale e chi non lo sapeva ci raggiungerà magari dopo. Allora rispondiamo a Patti, 26 maggio 72, chiede se riuscirà a vendere casa. Ok, dunque vediamo un po' per Patti e la vendita della casa, vediamo un pochettino. Allora, al momento poche soddisfazioni, sembra un po' tutto fermo, almeno è l'indicazione del taglio. Vediamo un po'. Allora, considerate che le sibille rispondono per evento. Per evento significa che più o meno danno un'indicazione di come si sviluppano le circostanze, nella fattispecie legate alla domanda, nel prossimo periodo. Non abbiamo un'idea della tempistica reale, ma possiamo immaginare che si tratta di qualcosa che avverrà comunque nell'arco dei prossimi mesi. Cosa si vede? Intanto che nella linea del passato, è possibile che sia comparsa già una qualche offerta, oppure un qualcuno che si è fatto avanti, ma questo farsi avanti o queste opzioni, possibilità sono invece risultate nettamente problematiche. Ora, se questo, tris di carte, riguarda già la situazione, da cui parte o da cui nasce
la vendita della casa, beh, c'è da dire che probabilmente, urgeva correre ai ripari ed è possibile che molte delle speranze sono state riposte proprio nei guadagni a seguito di questa vendita. Diciamo che c'è una situazione difficile in partenza. Oggi ancora non ci sono buone notizie che arrivano, le notizie si fanno sospirare, c'è qualcosa che prende tempo, o qualcuno che eventualmente se avesse dovuto rispondere, ha ancora fatto sospirare e attendere a lungo. Diciamo che, può anche indicare, delle attese che sono accresciute a dismisura nel tempo e magari sono legate a delle aspettative che ci sono, in questa vendita e che purtroppo ad oggi non sono soddisfatte. Dunque, la possibilità che siano arrivate delle notizie negative o che questa attesa prolungata porti una forma di sofferenza e di frustrazione comunque è l'indicazione di questo presente. C'è ancora qualcosa, attenzione, perché la carta del militare indica delle imposizioni, delle forze o delle cose che contrastano in qualche modo e con cui dobbiamo, avere a che fare o in qualche modo che ci dobbiamo difendere da qualcosa. E in questo sembra che tu abbia bisogno di aiuto o che qualcuno comunque ti aiuterà. È un momento particolare e dunque, è possibile che questa necessità di rivolgersi a qualcuno o di accettare l'aiuto di qualcuno sia legata proprio dalle difficoltà che stanno emergendo in questo momento. Potrebbe essere che questa vendita da sola non riesci a portarla avanti o che se l'hai affidata a qualcuno comunque sembra tutto fermo, è il caso di smuovere un po' le acque, forse con determinazione cercare qualche altra persona che dia una mano. Ed effettivamente sembra che nel prossimo periodo compaia un uomo molto, come dire, molto valido, un uomo ben posizionato, comunque un gran signore, no, qualcuno che si prende a cuore la situazione, che ha i mezzi, gli strumenti per darti una mano e che ascolterà le tue esigenze e da qui comincia qualcosa a muoversi. Dunque, se finora hai cercato di fare da sola o ti sei affidato a ti sei affidata a qualcuno, questo qualcuno non è stato in grado di affrontare la situazione con la giusta energia, ma nel prossimo periodo questo gran signore, potrebbe essere anche un qualcuno proprio esperto nel settore, magari un agente immobiliare o qualcuno che nell'ambito delle costruzioni, cioè qualcuno che possa effettivamente, muoversi nel modo giusto e apre dei capitoli positivi e guarda che effettivamente arrivano delle novità, in particolare una che cambierà tutto, con questo si chiuderà un ciclo. Allora cosa avviene qui nell'esito? Guarda, per me a farsi avanti sarà comunque una donna che ha qualche anno meno di te, oppure leggermente più giovane di te, perché compare questa giovane fanciulla. Dunque, ti arriva una proposta, una notizia, un qualcosa che è un'offerta, magari che è riuscita, okay, dunque è valida, ci sarà soltanto forse qualche incomprensione, oppure qualche piccolo, come dire, qualche dettaglio che andrà chiarito, oppure, magari: "Vabbè, ma allora mi dai così, allora mi dai cosà, oppure te li posso dare così", cioè, qualche piccola cosa che è un dettaglio legato alla vendita della casa, ma poi direi che il progetto va in cantiere, che c'è questa cosa. Dunque, non sarà facile, ma sarà l'aiuto di quel signore a diventare determinante e lo vedo nel prossimo periodo. Bene, vediamo la prossima domanda, Nadia. Allora, vorrei sapere se Sandro, 19 giugno 79, Nadia, 4 giugno 71, può nascere una storia seria. Grazie mille. Grazie a te, Nadia. Allora, vediamo un pochettino se fra Nadia e Sandro più che allora, io amo le domande che non siano, come si dice,
non mi ricordo il termine giusto, però c'è un modo per dire che non stai facendo una forzatura nella domanda. Mi piace chiedere alle sibille che ci raccontino loro come andrà la cosa, senza appunto dargli l'imbeccata, no. Allora vediamo cosa nasce fra voi, cosa ci sarà nel vostro prossimo periodo. Allora, Sandra, Sandro e Nadia. Ma allora, l'indicazione del taglio, quando si dice un'indicazione sibillina, allora alle sibille dunque, c'è sicuramente molto, molto da fare, e alcune cose forse bisogna lavorare per chiudere completamente delle cose prima di permettere ad altre di aprirsi, però diciamo che non è un dettaglio un po' così. Allora, cortesemente Nadia, se sei ancora con noi, potresti aggiungere se questa relazione è una relazione, voi 2 siete separati oppure, lui sta uscendo da una qualche cioè se puoi chiarire qualche dettaglio di come siete, in questo momento combinati, perché, così che se individuiamo delle figure perché vedi che qua c'è una figura, no, non si vede, però lo porto qua avanti, guarda. Questa è la linea del passato. Dunque, come vedi, quando compare la carta del ladro è sempre una situazione che agisce un po' con sotterfugi o un qualcuno che si insinua in un contesto comunque dove c'era ovviamente uno spiraglio, perché nessuno può inserirsi dove c'è una porta blindata. Dunque c'è una situazione, come dire, che ha permesso un'apertura a qualcuno e dunque si vede anche una donna ufficiale, cioè si vede o non so se è una moglie oppure una compagna di lungo corso o magari eri tu che eri sposata e hai cominciato a frequentare questa persona o il contrario, però di fatto c'è una situazione che parte un pochino così. Qualche situazione, diciamo non proprio alla luce del sole, non proprio ufficialissima, o un interesse che insomma nasce alla chetichella, ecco. Comunque, ehm, però c'è un segnale importante che, compaiono sia una donna ufficiale, sia una persona amata molto del passato, a cui però si è ancora legati. Dunque, in tutta questa situazione, al presente sembrano esserci degli incontri clandestini. A dirla tutta, stanza e militare lasciano intendere che ci sono degli incontri segreti, che devono essere tenuti nascosti o che comunque, ci si sente in qualche modo, non dico minacciati, ma, bisogna riguardarsi. Dunque questo è un po' una situazione e non so a questo punto perché ci sia questo clima di segretezza, perché non hai dato nessun tipo di altra ulteriore indicazione. Speravo che, aggiungessi qualcosa, ma mi viene anche il dubbio che tu non sia più sul canale in questo momento. Vabbè, fa niente, io vado avanti. Di fatto effettivamente c'è un qualcosa che si muoverà nel prossimo periodo, perché il corteggiamento sembra diventare comunque qualcosa di più, cioè c'è un coinvolgimento anche importante e sebbene passi per partire, per cominciare da un'alchimia, da una chimica fisica o da una fortissima attrazione, che è un altro dei significati di questa coppia di carte, la cosa però può prendere una piega nettamente più sentimentale e più partecipativa. Dunque nel prossimo periodo delle belle soddisfazioni te le prendi con questa persona, però ci sono delle cose che avverranno poi dopo. Dunque non sappiamo come e perché non entrano nel merito. Dicono soltanto che a un certo punto si comincerà ad avere o delle gelosie, delle profonde insicurezze che magari vengono fuori da
alcuni atteggiamenti che potrebbero avere origine qui nel presente con queste carte, per non escludere poi quelle del passato, dove ci sono delle indicazioni di qualcuna che è rimasta particolarmente importante per questa persona, per Sandro. Dunque, diciamo che è possibile che qualche situazione ti porterà ad avere delle insicurezze, da prendere le distanze o, e peggio ancora, potrebbe anche indicare che sia lui magari, no, a seguito di discussioni oppure di situazioni che vi portano un po' in contrasto, o comunque a provare rabbia, a provare del risentimento, ad allontanarvi. Però comunque la la stesa chiude con il messaggero e questo introduce normalmente o notizie molto importanti, e potrebbero essere queste le cause per cui comunque avviene questo allontanamento, oppure un qualcuno importante. Dunque è vero che cresce, è vero che avrai delle soddisfazioni anche a livello proprio di coinvolgimento, però questo coinvolgimento è tanto forte quanto breve, okay, dunque diciamo che, poi, c'è un come dire, un qualcosa che sopraggiunge e, che però avrà una certa rilevanza. Potrebbe essere anche un qualcuno, però non sembra ecco, non sembra come il ladro qua, qualcuno che si inserisce in un contesto già, ma magari nel momento in cui è già avvenuto l'allontanamento con questa persona, poi arriva un'altra figura. Di fatto, non ci sono le indicazioni di un qualcosa, e c'è più il desiderio di un qualcosa di costruttivo, ma sembra anche una falsa aspettativa. Dunque, io la imposterei o me la vivrei comunque serenamente per com'è, senza aspettarmi qualcosa di più, okay, perché sarà un fuoco molto intenso, ma secondo me, proprio come i fuochi troppo intensi che partono incontrollati, poi si consumano molto rapidamente. Allora andiamo avanti. Allora, ciao Ilde, mi chiamo Maria Vita, nata il 18 aprile 63, vorrei sapere se il mio ex Carmelo, nato il 15 marzo 75, torna da me. Come andrà la nostra storia? Allora, vediamo intanto se torna. Allora. Allora, rispondo un attimo ad Alessia perché ho letto, "Ciao Ilde, buonasera, posso fare una domanda?" Allora scrivetela, voi scrivetela la domanda e poi speriamo insomma, come ho detto la selezioniamo le domande soprattutto, ehm, fra, le nuove persone, fra quelle che le hanno articolate bene, ci teniamo anche perché vogliamo, quando dico vogliamo è perché il Marietto cioè se la sera ci sono io e il marietto alle 11:20 del mattino, sempre su questi canali vi risponde, dunque parlo sempre al plurale perché anche se non si vede il marietto per me c'è sempre. Dunque, spesso lo sottintendo, ma magari voi non lo sapete. Allora, dunque, voi scrivete, mi raccomando, fate come vi ho detto, la domanda deve essere con i dettagli perché altrimenti diventa così una perdita di tempo per tutti, magari ci sono persone che invece i dettagli li mettono e potremmo privilegiare. Dunque mi raccomando, curate come ponete la domanda e mettete i dati che vi chiediamo. Allora, torniamo a Maria Vita e vediamo se c'è il ritorno di Carmelo. E se c'è, insomma, un po' come andrà. Vediamo un pochettino come andrà, insomma, la situazione. Allora, beh, qui però si vede un contesto familiare. Sembra proprio una vita di famiglia con comunque una persona ufficiale. Io adesso non so se tu sai lui com'è combinato, perché dici che è un ex, ma, ehm, potrebbe esserci già ma allora, Maria Vita, non penso sai.
non penso che tornerà, quantomeno non nel prossimo periodo. I prossimi eventi narrati dalle Sibille non vedono un suo rientro, anzi, mi sembra di capire, e qui chiaramente, ripeto, bisogna che riusciate anche voi dalle mie parole a individuare a cosa si riferiscono le Sibille, perché nella linea del passato compare comunque un'amicizia che lui ha avuto con una donna per lungo tempo e che poi comunque è diventato un qualcosa di più, un incontro, una passione fisica. Vedi che c'è anche il ladro e nemico, dunque è comunque stata di ostacolo questa situazione fra voi o in poche parole ha causato sicuramente i vostri problemi. Diciamo che potrebbe indicare questo, come potrebbe pure indicare che, ad ogni modo potrebbe essere già impelagato altrove. Non so da quanto tempo siete ex, non so quanto tempo siete stati insieme, in che modalità, se sai se ha già qualcuno accanto, però qua insomma si intuisce qualcosina e nonostante ci sia qualche volta un pensiero nostalgico, perché comunque abbiamo sia la carta del pensiero qui, sia la malinconia qui, dunque c'è qualche pensiero nostalgico che ogni tanto fa pensare, ancora, ehm, non in modo del tutto disinteressato all'opportunità, insomma, o al tempo che avete passato insieme, però sembra quasi che in particolare tu abbia tanta nostalgia di lui. E, però ecco, ci sono delle carte che possono far intendere, che in qualche modo c'è, come dire, questo desiderio, ma e questo desiderio causa anche, tanti sconvolgimenti emotivi. E, potresti essere magari c'è poi anche c'è un'altra carta tra l'altro che ecco, magari lui potrebbe farsi avanti, ma non in modo chiaro, non con l'intenzione di tornare, cioè un po', come pure può indicare che sia un'altra la persona che si farà avanti nel prossimo periodo, perché non essendo presente la carta del ritorno, non riesco a dirti, non sembra che si possa dire che è lui a tornare o che sarà lui questa persona qui, anzi, questo quest'altra persona che si fa avanti potrebbe anche essere causa di, ehm, come dire, turbamenti, perché magari là per là, col desiderio di veder tornare lui e ti vedi questa persona qua che magari insiste anche un po', potrebbe darti fastidio. Però di fatto si nasconde comunque un'opportunità in questo corteggiatore anche serrato che ci sarà nel prossimo periodo. Dunque potrebbe diventare qualcosa anche di solido, di fatto potrebbe essere lui, che abbiamo detto chiamarsi Carmelo, come potrebbe non essere lui. A mio avviso non ci sono le indicazioni di lui, okay, anche perché l'esito proprio no, non ci siamo proprio, capisci? Anzi, riceverai una notizia piuttosto brutta ed è anche possibile, attenzione, che a questo punto, vista questa notizia, dove chiude definitivamente, cioè proprio il vedovo è senza ritorno, perché nessuno torna dall'aldilà, dunque chiude definitivamente per un'altra persona. Qui potrebbe anche essere che quando verrai a sapere questa sofferenza qua, di questo, perché magari scoprirai che lui invece va a costruire con un'altra persona. Dunque, io ti direi volta pagina. Volta pagina perché l'esito non è assolutamente incoraggiante nell'idea di un suo ritorno, anzi tutt'altro, okay? Dunque io se qualcun altro si dovesse fare avanti, seppur un po' insistente, e magari tu hai ancora la testa, al passato, ti direi di non negare l'occasione a questa persona, perché potrebbe rivelarsi valida, come pure, ho la mia sensazione che comunque anche Carmelo sia andato avanti, okay? Bene. Allora
Benissimo. Dunque, io, vi direi per questa sera, ci siamo. Vi ricordo l'appuntamento di mercoledì alle 21:15, sempre con la sottoscritta. Non so se anche Marietto parteciperà, mi farebbe tanto piacere fare ancora di nuovo una diretta anche con lui. Ma, al di là di lunedì, mercoledì e venerdì alle 21:15, vi ricordo gli appuntamenti del mattino, tra cui anche domani trovate il Marietto alle 11:20. Bene, grazie a tutti per la vostra partecipazione. Vi ricordo che se volete approfondimenti professionali mi trovate al numero che scorro ormai dall'inizio della serata, 347 8702 622, 20 € per 45 minuti. Grazie di cuore a tutti e noi ci si rivede